Doveva essere agli arresti domiciliari, invece un 41enne con vari precedenti penali è stato fermato in auto a Montebelluna. Aveva con sé un tagliavetri, due taglierini e un tronchese senza giustificato motivo. Per l'uomo è scattato l'arresto per evasione e porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Continuano serrati i controlli dei carabinieri in tutta la Marca. Sul fronte sicurezza stradale i militari dell'Arma hanno fermato a Preganziolo e a Mogliano Veneto due automobilisti in stato di alterazione dovuta ad assunzione di bevande alcoliche. I due non hanno voluto sottoporsi ad accertamento alcolemico e per loro è scattato il ritiro della patente, così come per altri due automobilisti pizzicati a Treviso e a Castello di Godego, positivi all'alcol test. A Ponte di Piave invece un quarantenne di origini rumene è stato accompagnato in carcere su ordinanza della Procura della Repubblica a seguito della revoca della detenzione domiciliare. Doveva scontare quasi 2 anni per maltrattamenti di conviventi commessi nel 2022. A Ponzano infine è stato denunciato in stato di libertà per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 24enne del posto trovato in possesso di 70 grammi di hashish, una dose di marijuana e due bilancini digitali di precisione.